In un tempo lontano, in una Roma antica e splendida, viveva Cecilia, una giovane di nobili origini. Circondata da ricchezze e comodità, Cecilia non era attratta dal lusso o dal potere. Il suo cuore era già stato donato a un amore più grande e eterno, a Gesù, in cui trovava la pace e la forza. Un giorno Cecilia fu costretta a sposarsi con un giovane di nome Valeriano. Durante la festa di nozze, tra canti e risate, lei non cantava con gli altri. Nella sua anima innalzava un inno d'amore a Gesù, colui che considerava il suo vero sposo. Quando fu sola con Valeriano, gli confessò il suo segreto: «Sono cristiana e ho promesso la mia vita e il mio cuore a Cristo. Egli mi protegge. Sempre vicino a me c'è un angelo del Signore». Valeriano, colpito da queste parole, espresse il desiderio di vedere l'angelo. Cecilia rispose che per farlo doveva aprirsi alla fede e ricevere il battesimo. Valeriano, spinto dall'amore e dalla fede, si recò dal vescovo Urbano e, dopo aver ricevuto il battesimo, tornò da Cecilia con un cuore nuovo. Al suo ritorno trovò al fianco della sua amata un angelo splendente che teneva in mano 2 corone di rose e gigli, simboli di purezza e fedeltà. Da quel giorno Valeriano visse come un vero cristiano e, insieme a Cecilia, scelse di seguire la strada dell'amore e della fede. Ma l'impero romano non tollerava chi seguiva Cristo. Il prefetto Almachio, colmo di odio, iniziò una terribile persecuzione. Valeriano e suo fratello furono arrestati e messi a morte. Cecilia, invece, venne condannata a una morte lenta, rinchiusa in una stanza calda e sigillata. Ma, dopo un giorno e una notte, fu trovata ancora viva, il volto calmo e sereno come se fosse stata immersa nell'aria più pura. Furioso, Almachio ordinò che fosse decapitata. Il soldato vibrò 3 colpi, ma non riuscì a completare l'esecuzione, lasciando Cecilia ferita ma ancora viva. La giovane restò tra i fedeli per 3 giorni, pregando e incoraggiandoli a non perdere la speranza e a restare saldi nella fede, fino al momento in cui trovò la pace eterna. Ancora oggi, il ricordo di Cecilia risplende come un faro per chi cerca la forza nella fede. La sua storia, esempio di dedizione e amore per ciò che è puro e eterno, continua a ispirare, testimone di un amore che non conosce fine. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.